Se mai c'è stato un voto in bilico nel Consiglio regionale bulgaro a trazione leghista è quello calendarizzato per oggi sul fine vita. Prima regione in Italia, il Veneto deve decidere in merito alla proposta di legge di iniziativa popolare Liberi Subito, sostenuta con 9.000 firme raccolte dall'associazione Coscioni, e c'è chi, la campagna elettorale è già iniziata, spera che il voto del Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini si trasformi in un voto di sostanziale sfiducia al presidente della regione Luca Zaia, che fin dal principio ha sostenuto il testo con forza. Difficile fare previsioni, qualcosa si capirà già alla conta dei presenti, perché esserci o non esserci influisce sul quorum. Gli occhi di tutti saranno puntati proprio sugli scranni del Carroccio. Sia chiaro, Zaia, sulla legge regionale che definisce tempi e modi per il suicidio medicalmente assistito, non la sua applicabilità già sancita dalla Consulta, ha lasciato libertà di coscienza ai suoi. Non ci sono dubbi però su come voterà, e che dia peso alla questione lo testimoniano non solo la sua presenza in aula, evento piuttosto raro, ma pure le 2 riunioni convocate nei giorni scorsi con i consiglieri della Lega per tentare di trovare una sintesi che non porti alla plateale spaccatura al momento del voto. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 16 gennaio 2024. La prima notizia del giorno riguarda il voto previsto oggi in Consiglio regionale sul progetto di legge di iniziativa popolare promosso dall'associazione Coscioni, che regola tempi e procedure per l'accesso all'aiuto medico alla morte volontaria, il cosiddetto suicidio medicalmente assistito. Abbiamo letto le prime righe dell'articolo di Martina Zambon sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi, il titolo "Politica, le grandi partite, fine vita, oggi il verdetto, sarà sfida all'ultimo voto". Zaia in aula, maggioranza dilaniata, pressioni fortissime sui consiglieri, leggiamo, e la fotografia è quella di un camion vela con una pubblicità pagata da una delle associazioni, da uno dei gruppi cosiddetti pro vita, contrari alla possibilità appunto dell'aiuto medico alla morte volontaria, contrari a una legge sul fine vita. Una pubblicità che vede ritratto il presidente della regione Luca Zaia che si apre la giacca mostrando sul petto il simbolo del Partito Democratico, agente 007 Zaia, uno di sinistra sotto copertura. Se approvi il suicidio assistito tradisci i tuoi elettori, ce ne ricorderemo. Questo il messaggio, il claim sul camion vela, appunto uno dei vari camion vela schierati dai movimenti pro vita contro Zaia, colpevole tra virgolette di sostenere la legge appunto sul fine vita. Sempre sulle pagine del Corriere del Veneto troviamo una intervista a Cappato che spiega perché sì, le ragioni appunto a sostegno di questa legge, così la regione dà regole certe ad un percorso già consentito, previsto infatti da una sentenza della Corte Costituzionale nel 2019, quella proprio sul caso Cappato, quando l'esponente dell'associazione Coscioni portò in Svizzera DJ Fabo. La consulta ha stabilito che in determinati casi i malati di malattie irreversibili che causano gravi sofferenze possano chiedere l'aiuto medico alla morte volontaria. Basta con la propaganda, dice Cappato, le persone che attendono questa legge hanno già diritto ad essere aiutate a morire, il punto è liberarle dalle incertezze e dalla burocrazia. Intervista che viene contrapposta è quella all'avvocato Domenico Menorello della rete Ditelo sui tetti, fra i più convinti sostenitori del no. Qui si va oltre, il Consiglio invade il campo del Parlamento, dice Menorello. La libertà di scelta c'è solo se è garantita l'alternativa delle cure palliative, che in Veneto coprono solo il 30% delle richieste. Si va verso la deriva olandese, secondo appunto l'avvocato della rete Ditelo sui tetti. Ma vediamo rapidamente il riassunto delle tappe dell'iter, insomma, del progetto di legge di iniziativa popolare, prima di passare agli altri quotidiani.
il 30 giugno sono state depositate in Consiglio regionale 9.000 firme a favore di Liberi Subito, la proposta di legge per regolamentare il suicidio medicalmente assistito promossa dall'associazione Luca Coscioni. La legge prevede che chi presenterà domanda sia nel pieno delle proprie facoltà, soffra di una patologia irreversibile, di grave sofferenza fisica o psicologica e dipenda da trattamenti di sostegno vitale. Entro 20 giorni dalla richiesta dell'interessato al benestare finale dell'ULSS e del comitato etico, il paziente riceverà una risposta sulla presenza o meno dei requisiti per accedere al fine vita. Stefano Geller, cinquantenne ammalato di distrofia muscolare che ha ottenuto il via libera per mettere fine alle proprie sofferenze, sostiene la legge per il fine vita al voto in Veneto ne è uno dei principali testimonial. Gruppi e associazioni pro vita invece si sono schierati contro la proposta di legge veneta, scrivendo ai consiglieri e minacciando liste di proscrizione contro chi voterà oggi a favore. Pro vita, naturalmente, tra virgolette. Vediamo le prime pagine degli altri quotidiani locali, naturalmente tutte dedicate a questo tema. Sui quotidiani del gruppo NEM, fine vita, centrodestra diviso, il testo del progetto di legge arriva oggi al voto in aula, Fratelli d'Italia e Forza Italia sono per il no, la Lega è spaccata, Zaia favorevole, chiama a raccolta i suoi. De Carlo, segretario regionale di Fratelli d'Italia, torna a pungere invece nel frattempo sul terzo mandato. I quotidiani del gruppo NEM pubblicano anche una tabella con le posizioni in Consiglio regionale alla vigilia del voto, consigliere per consigliere. Leggiamo se è a favore o contro la proposta di legge, e allora il conteggio dà come pronostico 24 favorevoli, 17 contrari, 4 astenuti e 6 indecisi, che saranno quindi l'ago della bilancia. La differenza tra favorevoli e contrari è infatti troppo risicata per fare previsioni certe, e quindi sarà davvero lotta all'ultimo voto nella seduta di oggi. I quotidiani del gruppo NEM riportano anche la notizia dei camion vela contro Zaia, caricature, sfottò e minacce, se approvi ce ne ricorderemo, i movimenti pro vita attaccano il governatore strizzando l'occhio a Fratelli d'Italia. E poi i quotidiani del gruppo NEM con gli articoli di Enrico Ferro e Laura Berlinghieri scelgono di intervistare 2 esponenti politici. Soranzo di Fratelli d'Italia, che dice: la vita è sacra e va rispettata, bisogna potenziare le cure palliative, i malati non devono sentirsi un peso per la società, discutiamo di un tema etico, non sarà un voto politico. Soranzo naturalmente sostenitore del no al progetto di legge sull'aiuto medico alla morte volontaria. Dall'altro lato Vanessa Camani del Partito Democratico: il progetto di legge tutela le persone fragili, il partito non ha dubbi ma rispettiamo Bigon. Anna Maria Bigon, l'unica esponente della minoranza, consigliera regionale eletta nella circoscrizione di Verona nelle liste del Partito Democratico, è appunto l'unica esponente della minoranza che ha dichiarato che non voterà la legge sul fine vita, quindi in contrasto con l'indicazione del suo partito. Il PD, Camani, capogruppo, ribadisce: la Chiesa ha ragione, non si deve abbandonare nessuno, è importante che il Parlamento intervenga con una legge, ma nel frattempo appunto l'indicazione di voto è favorevole al progetto di legge di iniziativa popolare oggi in Consiglio. Vediamo ancora, per chiudere, il Gazzettino, il confronto in Regione Veneto, fine vita, se Lega decisiva sarà travaso di voti per Fratelli d'Italia, questo è il titolo con un virgolettato, in qualche modo riferito alle posizioni dei gruppi pro vita. 4 camion vela contro Zaia, tradisci gli elettori, ce ne ricorderemo. Dall'altro lato abbiamo le dichiarazioni della deputata Luana Zanella dei Verdi, che dice: bravo il presidente Zaia a sfidare la sua Lega, che in Parlamento ha posizioni molto arretrate. Oggi a Palazzo Ferrofini la votazione, e c'è anche una dichiarazione dell'europarlamentare Sergio Berlato, che dice
Dopo che il Veneto è stato un centro di laboratorio sperimentale asservito alle elite mondialiste per i vaccini e il Green Pass, non possiamo permettere che ora diventi un'attrazione lugubre per quanto riguarda la cultura della morte per colpa dell'associazione Coscioni e di qualche esponente del centrodestra che fa il gioco dei progressisti. Questo per quanto riguarda il tema, la questione di oggi, il voto in Consiglio regionale sul progetto di legge di iniziativa popolare sul fine vita. Proseguiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. In primo piano sulle pagine del Gazzettino il contributo per Venezia, il famoso ticket da pagare per poter visitare la città. Da oggi al via le prenotazioni delle visite nella città storica. Ecco il calendario delle giornate di sperimentazione nel 2024 per le quali è previsto il pagamento di 5 euro a persona. Allora vediamo rapidamente quali saranno queste giornate. Si parte da aprile, dal 25 aprile fino a fine mese al 30 e poi ancora dal 1 maggio al 5 maggio, insomma tutto il ponte dal 25 aprile fino a quello del 1 maggio che si prolunga fino alla domenica 5, poi tutti i fine settimana di maggio, di giugno e di luglio. Il Gazzettino pubblica anche tutte le indicazioni che spiegano cosa deve fare chi arriva in laguna. Sono addirittura 26 punti più altri 16 punti dedicati a residenti, familiari e pendolari. Parenti e amici possono essere esentati su richiesta di chi abita in centro storico. C'è una disciplina ovviamente a parte per i pendolari e poi attenzione per le gite durante le giornate di sperimentazione. Anche chi non è tenuto a pagare deve comunque prenotarsi. La notizia anche sul Corriere del Veneto, ticket a Venezia, chi deve pagare quanto e chi controllerà. Da oggi è online il portale per registrarsi e avere il QR code. I veneti sono esentati ma devono comunque prenotare. Secondo il Corriere del Veneto, dove è firmato da Gloria Bertasi, si tratta del primo tentativo in Italia di porre freno ai visitatori cosiddetti mordi e fuggi. La gestione dei flussi sarà delegata a degli steward che staranno agli accessi della città e a dei varchi per separare visitatori e abitanti. Voltiamo pagina, proseguiamo la stampa di oggi con appunto altre notizie flash. La prima sulle pagine quotidiane del gruppo NEM: disturbi alimentari, azzerati i fondi, colpite 100.000 famiglie venete, il governo cancella le risorse per percorsi clinici e psicologici, l'ordine degli psicologi lancia l'allarme, è inquietante, qui c'è un'emergenza, parole del presidente Luca Pezzullo. E poi la deputata Rachele Scarpa del Partito Democratico attacca il governo: se all'esecutivo interessa qualcosa dei giovani e della loro salute, faccia marcia indietro su questa scelta. E poi ancora un'altra notizia flash, sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM: lo scontro sul federalismo, autonomia alla prova del Senato, Zaia parla di momento storico, il Sud all'attacco, questo è il titolo dell'articolo di Filippo Tosatto. 6 anni dopo il referendum la riforma approda oggi in aula, il Partito Democratico annuncia battaglia contro lo sfasciapaese. La partita, scrive poi Albino Salmaso sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, si gioca sui LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Meloni non ha fretta e si riserva l'ultima parola. I LEP dovranno essere definiti in 2 anni. Per 15 delle 23 materie la devolution non potrà essere immediata. L'altro scoglio riguarda il negoziato che si deve chiudere in 285 giorni. Sarà poi il Parlamento a dire sì o no alle singole intese. Infine, l'ultima notizia che troviamo sulle pagine del Gazzettino riguarda il mondo della pesca, la strage del granchio blu, morto il 100% delle vongole in alcune zone del delta. Analisi di ISPRA e ARPAV a Scardovari: a ottobre i molluschi erano già sterminati. Nel 70% delle aree, oltre metà delle conchiglie ancora integre, altri modi di predazione, spiegano gli esperti. Secondo i tecnici vanno aumentate le rilevazioni sia in primavera che in autunno per poter definire la migliore strategia appunto di contrasto al granchio blu. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.